Senti, ma io so che tu hai interpretato anche dei film, per cui qual è stato il tuo primo film? Non ho fatto molti film, ho fatto 2 film, però l'ultimo che diciamo ho fatto un cameo insieme a Biagio Izzo, un film una donna per la vita di Maurizio Casagrande, e abbiamo fatto un cameo piccolo, magari se c'è dalla regia avrei piacere che tu lo vedessi per avere anche un parere tuo. Benissimo. Come attrice, che io non ho studiato recitazione, Sì. se posso andare bene. Contraddizione, tradizioni, coniazione, attivazione, sollezione, manifesta Un 50 euro abbondante, per favore. Chiariamo subito una cosa, io non sono il benzinaio. Lo so. Vedi se c'hai un euro nella borsa, ce la dai un giovanotto. No, non è questo. Scusate, non ho capito, ma quando dai già ramo per 50 euro di caso? È che io non metto la benzina. E che stai facendo qua? Aspetto la mia fidanzata. Ah, poi, e mo come si fa? A fare che? Io non so proprio usare quelle cose là, Neanche io, No, mi io dispiace. non so neanche svitare un tappo lo serbatoio, Ma che c'ho, la faccio lo svitadappi? Mamma mia, ti fanno piacere che ha già fainaccia mai fatta, non si mette qua, ma da dove sei possibile? Ah! Ma che ha? La potevate mettere la benzina? Mio marito lavora. Perché io no. Non da mettere la benzina da solo, tutto sulla... Ma mi sporco tutto la pantalone, ti faccio vedere! Ah! Facevate l'ultima macchina, poi ve ne andavate a casa felici e contenti. Ma io non sono il benzinaio. Che succede? Vabbè. No! Che? Ma che stai facendo? L'occhiolino a mia moglie? No, che occhiolini, mi è arrivata una goccia, avete visto, no? Sì, sta piovendo, stiamo sotto la benzilina. No, veramente, mi è arrivata dell'acqua nell'occhio, cioè, l'occhio. Michele, chi sto veramente mi ha fatto l'occhiolino? L'occhiolino? O lo faccio l'occhiolino, Lo faccio nero, lo faccio l'occhiolino! Vedete che è stato lui? Avete visto che è bellissimo? Gennari! Meno male che ne è bagnato a papà! Ma mo ci va a buffare a cracchito! È simpatico papà! Gennarina, mamma, se devi schizzare il signore, schizzalo, ma attenta a non bagnarti, sennò ti viene un raffreddore. Signora, ma non è meglio se non mi schizza proprio? Ho detto sì. Il bambino mi ha schizzato un'altra volta. E non fa niente, che le so creatura. Vieni qua, bambino. Tu non devi finire di schizzare, capito? Tu... Sua figlia mi sta continuando a schizzare. Vabbè, si sta divertendo, ma bene, sono bambini divertiti, Gennari, è un poco d'acqua, fa caldo. Allora, non devi schizzare, capito? State i bambini. Grazie, l'hai schizzato a papà. Cattivo. Hai schizzato a papà. Forte. Cammini, dai già schiattare sta pistola. Più forte. Ehi, dai schiatta sta pistola, esci da macchina, cammini. Scusa, ma. Ma che cosa Che c'è succede? male qui? Sì, che c'è Cammini, male? esci da macchina, che c'è l'educazione. La coppiatoia, capito? Tu, cammini, esci da macchina, io ti rispondo. Hai capito? Tu c'è una che ha la pistola qui, per trombatoie. Sì, te non rispondi, capito? Tutte trombatoie. Così si fa. Grazie assai, grazie. Prego. Grazie assai. Arrivederci. Invece a tuo parrucchiere a fare shopping e giornata devi stare a casa. Non hai risposto, ma non hai risposto. Complimenti! È divertente. proprio, Che famiglia, mamma mia. Mamma mia. A parte che hai lavorato insomma vicino a due grandi, parliamo di Sì. Biagio Izzo e parliamo di Casa Grande, che non è cosa facile da fare. Vedi, allora tu sei un personaggio a sé, unico secondo me nel tuo genere, perché è molto difficile trovare un personaggio come il tuo. Tu lì, vuoi il mio giudizio? Sì. Tu non hai recitato, sei naturale. Sì, sì, in effetti. E diciamo che l'attore, quello bravo, è quello che non dimostra di recitare. Ah, grazie. Non si deve Sì, mai non lo capire sapevo. che stai recitando. Devi recitare talmente bene che appari naturale. E tu sei naturale proprio per natura. Là invece abbiamo avuto quel copione, l'ho dovuto studiare, certo. tutto scritto, alle 6 del mattino.